Amici di Bella Sicilia, buongiorno a tutti da Castelbuono con Vincenzo Priatorio. Oggi una giornata speciale. Buongiorno, auguri a tutti, buona giornata da Bella Sicilia e Castelbuono. Oggi andremo ad iniziare il palato di questi signori che ci hanno dato questo onore di essere presenti qua con il piano del cibo locale. Ci avviamo verso l'amico Nangalarrone. Ed oggi al ristorante Nangalaruni qui di Castelbuono. Anche qui un ristorante molto interessante per quanto riguarda le attività locali, anche lui dà il massimo dell'espressione per i piatti che vengono elaborati con prodotti rigidamente del territorio. Ma il momento del pranzo, della cena, lo vogliamo descrivere perché lei lo descrive con delle parole ogni volta straordinarie. Cos'è un pranzo per lei? Il pranzo è una condivisione, un momento importante di stare assieme, ma soprattutto nel raccontare e impreziosire la conoscenza sul cibo che quotidianamente ci accompagna nella vita. E allora, mangiare è cultura, sì, ma mangiare è conoscere e riconoscere sempre noi stessi nelle attività quotidiane, che qui Castelbuono sotto questo aspetto ha tanto da dare e ha dimostrato di essere molto partecipe col progetto Filiera Corta del Cibo. Stiamo per arrivare dall'amico Nangalarrone, maestro d'arte Peppe Carollo. Grande. Caro Peppo, un po' i video. Buongiorno, Lui è il nostro... Onda TV Bella Sicilia, siamo in diretta su Bella Sicilia, oggi qui nella grande vostra realtà. Castelbuono al Nangalarrone. Vivremo dei momenti straordinari con delle pietanze uniche. Sì, anche perché il nostro territorio è ricchissimo di risorse naturali e di prodotti eccellenti. Abbiamo l'eccellenza. Noi ne siamo testimoni e noi continuiamo Questo è il questa nostro passeggiata. collega grande Peppe che ci onora della sua presenza e della sua estrema collaborazione. Ora ci raggiungiamo il banco delle attività. E guardate adesso quante eccellenze stiamo per vivere guardandole, tra poco immergendoci in questi sapori. Buongiorno architetto Siracusa. Benvenuti nei nebbie delle Madonie. Oggi assaggeremo tanti prodotti, siamo in particolare con le carni, ma qua come vedete tutto ciò che produce il territorio, i nebbie delle Madonie è disponibile. Partiamo dalla manna, l'avete già vista la manna? È un prodotto strettamente locale che producono fra Castelbuono e Polca. Abbiamo i salumi di Tusi, quelli di suino nero, le caciotte, la pasta di ganci col vero madonita. Guardate che piante le portate che ci hanno preparato il chef. Guardate ancora la tavola in fase di Con le carni dell'azienda Sarci, un'azienda in biologico. azienda Sarci, che oggi abbiamo avuto modo di apprezzare e di scoprire tutti i video su Bella Sicilia e prossimamente su Onda TV con tanti approfondimenti. Ed ora non resta che gustare tutto quello che abbiamo visto, il percorso, la tracciabilità, tutto è biologico. Tutto biologico. Oggi facciamo delle prove organolettiche che capiamo come si degusta la carne locale, quali sono le qualità, le proprietà delle carni. Guardate che delizie che Qui cosa abbiamo? gli chef. Qui cosa abbiamo? Dovremmo chiedere allo chef ora se arriva. E allora ce li restate facciamo con noi spiegare, fino alla fine delle- del video perché approfondiremo nei dettagli tutto ciò che stiamo per vedere in maniera anticipativa. E tra poco sono quando... tutti i trucchi dello chef, dei segreti che oggi ci svelerà. Fateci sapere anche da dove ci state guardando, cosa ne pensate delle eccellenze del nostro territorio, ed oggi le gustiamo qui a Castelbuono. Ovviamente tutta la filiera degli ingredienti sono tutti locali. Salutiamo Max da Caserta, salutiamo Totò, Francesca e tutti gli amici di Bella Sicilia che si stanno collegando in diretta. Allora, vediamo se arriva lo chef. Sta per arrivare lo chef. Vincenzo, qui abbiamo la Allora. provola, i salumi. Sì. Qua abbiamo Facciamo- i salumi. presentiamo i salumi un po' tutti particolari. questi prodotti.
i saloni particolari di una delle nostre aziende. Questo è il famoso cacciatorino, la provola dei Nebrodi, il lardo nobile, la lonza, le varie marmellate da abbinare anche nei formaggi, ma il famoso Rigono di Motta dal Fermo, l'azienda del melograno che ha questi oli essenziali straordinari. L'azienda Belgi che ci delizia anche lei con le mandorle in particolar modo, che sono di qua del territorio, e le loro confetture particolari. L'olio dell'amico Colonna, Santa Anastasia col passomaggio e i vini. E qua andiamo nei nostri Nebrodi parlando della nocciola, che è soprattutto un alimento nutraceutico importante per riconoscere il territorio, a tutela della salute, ma soprattutto al mantenimento per quanto riguarda l'ambiente. Ma quanto è importante gustare i prodotti del nostro territorio, non diciamo noi mangiare. Lei come descrive quel momento, l'atto di immergersi nei sapori? Io parlo di lettura del cibo e di conoscenza, perché riconoscere il cibo è avere l'identità della sua persona, ognuno di noi. Noi salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia, Onda TV in diretta. Buona giornata, auguri. E continuate Saluta la Bella Sicilia. continuare a seguirci, perché tanti momenti straordinari seguiranno questo. Buon lavoro a tutti. Salutiamo Daniele. Qua c'è lo chef. Ed ecco lo chef, che incontriamo subito. Allora, In diretta ci presenta i prodotti che abbiamo qui. innanzitutto salutiamo lo chef. Il suo nome, siamo in compagnia Alfredo di Urso. Alfredo Urso. E allora Allora, descriviamo queste meraviglie. allora, descriviamo queste meraviglie. Cosa abbiamo? Allora, tutta carne locale, allevata pure qua in zona. Qua abbiamo un carpaccio di manzo con olio, limone, sale e pepe. Facciamo vedere Sì. come si prepara questo carpaccio di manzo. Si prende il tocco di carne con meno grassi interni, si pulisce tutto, poi si affetta molto fino e si mette a marinare una decina di minuti prima di servirlo con appunto questa emulsione di olio e limone. Poi abbiamo una tartare fatta a punta di coltello, sempre dello stesso vitello, condita anch'essa con olio, sale e limone, un pizzico di pepe. E poi qua abbiamo la lingua, sempre di vitello, Preparata bollita la sera prima, intorno alle 3-4 ore, e poi l'indomani pulita dalla pelle della lingua e poi affettata. E servita poi questo. E tra poco gusteremo anche un primo speciale. Sì, un ragù di salsiccia di vitello, sempre questo animale ha fornito tutta la degustazione. E poi successivamente a questi fusilli integrali con questo ragù di vitello bianco abbiamo delle tagliate. Tagliato di vitello, Sì. tagliato di vitello e il bollito. Abbiamo qua anche il titolare per farci sapere un po' da dove ci troviamo e parlare della storicità di questo luogo. Parliamo di questo luogo. Allora, questo luogo, o questo ristorante nasce 41 anni fa, 1984. La location è nuova, ci siamo trasferiti qua da circa 4 anni. Prima eravamo qua vicino in un'altra location, questa abbiamo acquistato un ruder e l'abbiamo riadattato al ristorante, e possiamo dire che finalmente siamo a casa. Quali sono le vostre più grandi soddisfazioni durante il giorno, durante il vostro lavoro? Le più grandi soddisfazioni ce le danno i nostri clienti, perché naturalmente apprezzano quello che noi proponiamo, e quindi siamo presenti in tantissime guide, ci conosce un po' anche il turista straniero, lavoriamo tantissimo con loro. Devo dire che la nostra soddisfazione è proprio quella, il passaparola, non c'è bisogno di fare pubblicità sulla carta stampata o sui media eccetera eccetera. La migliore pubblicità ce la danno i clienti, che poi si trovano bene e consigliano il posto ad altri avventori, ad altri ospiti. E noi continuiamo continuate a seguirci. Un caro saluto a tutti, perché i video continuano con tanti altri momenti straordinari vissuti qui in questo ristorante a Castelbuono. Grazie! Va bene, andiamo a continuare.